Ciao ragazzi, benvenuti in questo nono e ultimo video del mini corso PHP MySQL. Allora, io sono il vostro solito Simone Baldassin. Come sempre vi invito, se avete piacere, di iscrivervi al canale per aiutarmi a far crescere questa community mentre andiamo a concludere questo nuovo corso. Rimanete fino alla fine del video. Alla fine del video vi darò un paio di informazioni generali su cosa bolle in pentola, insomma su dove andremo a parare poi nelle prossime settimane, una volta che questo corso obiettivamente si è concluso. Ok, allora vi ricordo che per poter seguire questo esercizio dovete aver fatto la lezione 8 e la lezione 7, ok? Quindi sulla base di questo facciamo subito mente locale. Eravamo arrivati a creare una struttura con l'estrapolazione di una serie di schede con nomi di cantanti. Tra l'altro mi fa strano che non ho messo Chester Bennington, che è il mio cantante preferito in assoluto, per la cronaca. Ergo, sigla e andiamo! Vi siete iscritti? Grazie millissimo. Allora, dicevo, abbiamo estrapolato una serie di cantanti. Adesso la logica di questo esercizio era quella di andare a cliccare sulla singola voce, ok, e recuperare la scheda del singolo cantante con quelle voci che mancano attualmente. Ok, allora avevamo quindi creato questa struttura con le selezioni e dovevamo rinviare tutto a una pagina che avevamo deciso di chiamare page.php, pagina che al momento non abbiamo. Quindi andiamo subito a crearcela, andiamo quindi a fare un duplicato di index, la rinominiamo in page e in questo modo ovviamente possiamo andare a richiamare tranquillamente la paginetta. Vedete? Adesso la pagina è tale e quale e ce l'abbiamo. Torno un attimo indietro. Qui voglio stampare la singola scheda, quindi per stampare la singola scheda posso andare a rimettere mano al codice che già abbiamo creato. Quindi innanzitutto andiamo a fare la query, come sempre. Tutte le spiegazioni su quello che stiamo facendo sono nel video precedente a questo, ragazzi, giusto per dovere di cronaca. Allora, in questo caso noi ci andiamo a recuperare in prima battuta l'id che arriva dalla pagina precedente. Quindi andiamo a prenderci un $id, possiamo chiamarlo, e ci andiamo a prendere l'id in arrivo, che è un post, credo, anzi anche no, un get, perché è un link, giustamente, non stiamo facendo un form, $_get, e dobbiamo andare a vedere come abbiamo chiamato questo campo. L'abbiamo chiamato, vedete, id utenti, e siamo andati a riversare questo dato che prendiamo dal database, riversandolo in questa variabile user. Questo è il dato che serve a noi. Quindi diciamo, guarda, il dato che arriva dalla variabile user, inviata in modalità get, array super globale, prelevalo. A questo punto noi cosa dobbiamo andare a fare? Selezioniamo tutto da utenti, togliamo l'order, e aggiungiamo la clausola where. Questa istruzione ci dice where cosa? Guarda, dove il campo che si chiama id utenti ha una voce che corrisponde a $id in questo caso. Questa è la sintassi con cui andiamo a estrapolare il dato. Andiamo quindi adesso a lanciare la query col metodo query di MySQLi, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente. Questa volta però ovviamente dobbiamo pescare in un solo record, quindi non abbiamo bisogno di inserire il ciclo while, che in questo caso proprio è assolutamente superfluo. Quindi andiamo a mettere il punto virgola qui e chiudiamo PHP. Andiamo a chiudere anche qua. Ci ricordiamo sempre di lasciare la chiusura con il metodo close della connessione con il database, e a questo punto qui dentro, dove andiamo a eliminare anche il link, qui potremo fare un semplice torna di là, quindi index.php per tornare di nuovo alla scheda, torna all'indice, mettiamola così, ok? Dovremmo poter passare il dato, vedete, e andare a vedere la singola scheda per lo user numero 5. Naturalmente, oltre a questo, possiamo aggiungere il campo che ci manca. Il campo che ci manca, anche qui possiamo mettere un p.divider per creare un po' di spazio, è il campo del messaggio. Allora, era quell'ultimo campo che non abbiamo richiamato in anteprima dall'altra parte, lo andiamo a mettere qui. Qui andiamo ad inserire messaggio, se non ricordo male, o descrizione, adesso non mi ricordo come l'ho chiamato, ma mi sembra messaggio. Se io vado a vedere questo, dovrei poter vedere anche il nostro bel messaggino. Se andiamo poi a togliere anche la colonna, lasciamo la colonna singola o la card singola, potrò vedere questa struttura, vedete, a pieno schermo.
È molto importante quando si fanno questi esercizi andare a verificare tutte le occorrenze per vedere se tutte funzionano regolarmente all'interno di quella che è la nostra struttura. Sono molteplici i motivi per cui per una ragione o l'altra potrebbe essere che vada a ciclarvi, a prendervi sempre lo stesso, ok? Quindi la logica è questa, vedete, noi ci passiamo l'ID e attraverso questa istruzione che va a potenziare la nostra query, quindi la nostra query in questo caso risulta potenziata rispetto a quella normale, andiamo a dirgli qual è l'elemento che vogliamo estrarre tra tutti quelli presenti all'interno del nostro database. Come potete vedere, infatti, terminare questo esercizio è stato semplicissimo. Ci sono delle incognite, ok? Ci sono delle incognite da risolvere, che non risolveremo ovviamente, perché comunque noi poi lavoreremo in WordPress, quindi di conseguenza queste incognite vengono già risolte da WordPress in automatico, però voglio farvi notare quali sono le dinamiche che potrebbero crearci delle problematiche, perché è molto importante quando si programma pensare anche come un malintenzionato che possa fare dei danni alla nostra struttura. Di cosa sto parlando? Beh, allora ci sono almeno due cose che traspaiono. Traspaiono? È giusto, cazzo? Sì, ci sta, dai, traspaiono. Non lo so, mi dite nei commenti se avete una cagata. Ok, la prima è questa: ogni utente, al di là del fatto che qui non c'è un write URL, potrebbe vedere la barra degli indirizzi e capire cosa c'è all'interno. Vedete che noi abbiamo 5 record. Cosa succede se io vado ad inserire un sesto record? Che comunque andrò a vedere una strutturazione di pagina che però è inesistente, ok? Perché non c'è quel record nello specifico. Questa si risolve andando a fare un conteggio dei record coinvolti nella query attraverso una funzione che si chiama numRows, anzi un metodo che si chiama numRows, che va a vedere quanti record sono coinvolti in questa richiesta che tu stai facendo al server. Ovviamente se il risultato sarà superiore a 0, allora vuol dire che almeno un record l'abbiamo trovato e allora avrò un risultato. Se ovviamente invece corrisponde a 0, vuol dire che non c'è nessuna pagina che corrisponde a quello che stiamo richiedendo, e per lo stesso presupposto ovviamente andremo a reindirizzare a una pagina not found, a una 404, la nostra query, ok? Altra casistica è il fatto che uno possa accedere direttamente a page.php senza la presenza della variabile user, ok? Scrivendolo direttamente nella barra degli indirizzi. Anche questo è facilmente risolvibile, ci basta andare a forzare la presenza della variabile user attraverso una condizione. Se esiste la variabile user, allora fammi entrare qui, dove andrò poi a verificare eventualmente se esiste almeno una corrispondenza con i record, con l'id che mi ha inviato, altrimenti anche in questo caso fammi un bel page not found 404. Ok? Sono tutte dinamiche, ragazzi, che in WordPress sono automatizzate, ma ho avuto molto piacere di condividere insieme a voi in queste 9 settimane queste piccole chicche, queste piccole cazzatine di programmazione per quanto riguarda PHP e come si interfacciano i database SQL. Cosa bolle in pentola? Allora, la logica è abbastanza semplice. Avrete notato ovviamente che sono un po' sparito ultimamente con i video del venerdì. In questo periodo ovviamente sono un po' saturo di lavoro, un po' anche saturo i coglioni da tutta questa cosa dello smart working. A breve vi farò un piccolo video, penso già la prossima settimana, dove vi annuncerò le prossime novità del canale e vi andrò a raccontare anche un attimino cosa mi è successo in questo periodo, per cui non ho avuto tempo né voglia di darmi da fare con tante altre cose. Quindi insomma non ho passato un periodo proprio ottimale, ve lo racconterò nei limiti di quello che posso raccontare ovviamente, e poi noi ripartiamo alla grande con 2 nuove serie che spero di lanciare prestissimo, anche se magari può darsi che in mezzo mi prendo una piccolissima pausa. Anche per oggi è tutto, ragazzi, io vi ringrazio moltissimo, abbiate fede, non ho nessuna intenzione di chiudere il canale ovviamente, ho però bisogno di ricaricare un po' le batterie, quindi vi invito a continuare a seguirmi nonostante tutto e noi ci vediamo alla prossima, spero. See you next time.